Noi non eravamo fra quelli che volevano mandare a casa Draghi e questo è il primo elemento e alla festa lo ribadiremo. Chi ha voluto fare questa operazione deve assumersi la piena responsabilità. Il clima è oramai quello della campagna elettorale, allora il tradizionale appuntamento estivo con la festa di partito a Pianlonghi sarà l'occasione per i dembellunesi di ribadire in primis il lavoro svolto per il territorio e di presentare un'agenda ricca di contenuti. La situazione è molto chiara e limpida per noi, spiega De Menec. Noi siamo dalla parte di quell'agenda, di quel modo di fare politica, della responsabilità di un governo che deve rimanere fortemente radicato sia nel territorio nazionale ma soprattutto con uno sguardo all'Europa, al mondo, aperto. E su questi presupposti il Partito Democratico avvia la campagna elettorale con fiducia nei confronti dei cittadini che sapranno distinguere, dice De Menec, chi ha lavorato per il bene del Paese e chi invece ha voluto coltivare interessi di parte. I temi della sostenibilità dei territori e della coesione apriranno domenica prossima la prima delle 4 giornate di festa con una dedica speciale a Giovanni Bortot, deputato del PD fra il 68 e il 73, i cui appelli per la difesa della montagna restarono inascoltati, ieri come oggi. Il 7 agosto cultura, territorio e montagna saranno il fil rouge del pomeriggio che ricorderà la figura di Augusto Müller a 100 anni dalla nascita, mentre il 14 agosto la giornata sarà dedicata a una riflessione sulle amministrazioni. Quest'anno, chiuso il programma, abbiamo scoperto che entravamo nel vivo della campagna elettorale per le politiche, ma insomma siamo pronti perché gli argomenti sul piatto sono tanti e hanno anche un carattere non solo locale ma nazionale. Lo scorso anno la festa ha lanciato la Pre-Agorà della montagna con temi di strettissima attualità, compresa la rappresentanza dei territori che il taglio dei parlamentari ha messo a rischio. La densità demografica è più debole e quindi c'è il rischio che alcuni territori siano scoperti. Ecco, su questo io però ho fiducia che il Partito Democratico sappia costruire le condizioni per rappresentare al meglio tutti i nostri territori e spero insomma che questo succederà